Sghiaiamento di un fiume. Questa è l'erosione da scalzamento head cut erosion in azione. Il riequilibrio dinamico tra due punti del letto di un fiume ed è visibile come una progressione di un punto di rottura, nick point, verso monte. Osserva cosa succede alla velocità di questo processo quando il letto del fiume viene scavato. Aumenta drammaticamente e può avere conseguenze destabilizzanti. Lo stesso vale per qualsiasi tentativo di aumentare la capacità dell'alveo oltre le sue dimensioni autodeterminate, specialmente quando questo è complicato da componenti ingegneristici come canali sotterranei o archi di ponti. Lo sghiaiamento per aumentare la capacità qui ha causato un forte aumento della domanda di sedimenti da più a monte. Questa domanda deve essere soddisfatta da un corrispondente aumento dell'erosione delle sponde e del letto del fiume, il che potrebbe destabilizzare significativamente le sponde del fiume, molto lontano dal sito di sghiaiamento effettivo, oltre che in luoghi più ovvi. Naturalmente, soddisfacendo la domanda di materiale, il tratto sghiaiato si riempie immediatamente di nuovo alle sue condizioni di equilibrio e lo sghiaiamento ha fallito nel raggiungere il suo obiettivo. Durante questo processo di riempimento, tuttavia, l'intercettazione dei sedimenti che rimangono intrappolati nella fossa dello sgaiamento significa che ci sono meno sedimenti che si muovono a valle. Ciò aumenta l'erosione a valle del sito di sgaiamento, poiché i sedimenti intrappolati sono necessari per sostituire il materiale portato via dal fiume. Può verificarsi anche una significativa destabilizzazione del canale a valle. Quindi fare questo può portare a questa situazione se non si sa bene cosa si sta facendo e potrebbe persino accadere a chilometri di distanza dalle attività di sgaiamento. Quindi è forse pretendere troppo dai proprietari terrieri che abbiano sufficiente conoscenza dell'idrologia e della geomorfologia fluviale per comprendere le conseguenze del prelievo di sedimenti senza regolamentazioni?